Buongiorno, rieccoci come annunciato, approfondimento dedicato alla CGIL, parleremo tanti temi sul tavolo, parleremo di pensioni, di previdenza, delle novità legate alla riforma della disabilità, parleremo anche della raccolta della campagna, raccolta firme su sanità e appalti, avremo anche delle tematiche di attualità da affrontare insieme a Mauro Visentin, segretario generale CGIL Treviso, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. E buongiorno a Lucia Celi, Inca CGIL Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. Vi ricordo 0422 1628 332 il numero per intervenire in diretta, fare domande possibilmente inerenti ai temi che stiamo trattando ai nostri ospiti. Io inizio subito, Mauro Visentin, appunto con due temi d'attualità. Uno è relativo a quello che tutti quanti stiamo verificando sulla nostra pelle, del caldo improvviso e con temperature davvero estive, non certo da fine maggio, che stiamo vivendo. Tutti soffriamo, noi adesso siamo all'interno con l'aria condizionata accesa, però ci sono lavoratori costretti a stare fuori appunto con queste temperature. Allora proprio dalla CGIL arriva un appello alla provincia di Treviso relativa ai rider, ai ciclofattorini, agli addetti alla logistica, a chi sta all'interno quindi di magazzini, perché insomma vengano tutelati e si diano loro delle condizioni di lavoro tali da non incorrere poi in conseguenze anche drammatiche in alcuni casi. Lo abbiamo raccontato anche ai nostri telegiornali negli anni scorsi. Sì, il tema appunto è quello del caldo, che non può essere trattato come una questione eccezionale. Ormai siamo abituati che in questo periodo il caldo arriva e quando arriva si fa sentire in maniera pesante, soprattutto per alcune realtà lavorative. Penso ai lavori pesanti, a chi è fuori sotto il sole, e penso anche a tante altre realtà che sono all'interno ma non ci sono le condizioni necessarie per poter svolgere la mansione in maniera in sicurezza, io voglio dire. Perché non è una questione di disagio, di come dire, uno soffre il caldo eccetera, c'è una questione di sicurezza, perché quando lo shock termico arriva produce dei danni che sono molto spesso anche irreversibili, e pertanto la richiesta è quella di intervenire alle istituzioni. Guardi, noi abbiamo chiesto alla Regione di, come dire, di istituire una norma, perché spetta alla Regione di istituire una norma che metta in sicurezza le lavoratrici e i lavoratori. Questo però purtroppo non sta ancora succedendo e come dire, non è che non ne abbiamo parlato negli anni scorsi o in altre occasioni. C'è, io credo, una poca sensibilità rispetto a queste condizioni, e penso che a questo punto bisognerà passare attraverso non solo le istituzioni, quelle che in qualche maniera fanno le regole, ma dovremmo passare attraverso le ispezioni, e chiamate gli SPISA, chiamate i responsabili della sicurezza nei luoghi di lavoro e chiedete che si assumano le responsabilità quando qualcuno si sente come dire, in condizioni di pericolo. Pericolo non vuol dire che può morire domani, ma che può avere come dire, degli scompensi immediati, e pertanto non abbiate paura, il sindacato vi tutela. Chiamate e fatevi come dire, tutelare rispetto a questo, perché quando si sbaglia, in questi casi si sbaglia per sempre. Anche perché è inevitabile che un lavoratore, chi viene chiamato per un lavoro, pensiamo ai rider, non può certo dire fa troppo caldo, perché sarebbe un'occasione persa, sarebbe un lavoro perso, con le conseguenze che questo potrebbe dire. Quindi la tutela è fondamentale per garantire che poi quel lavoratore abbia la salute garantita, esatto, ma anche il posto di lavoro garantito. Assolutamente sì, sarebbe interessante sapere se l'algoritmo ha anche esatto, come dire, la temperatura dentro a tutta la serie di dati che viene inserito, o come dire, altri effetti meteorologici. Questi purtroppo io credo che non ci siano, e invece va tenuto conto proprio di questo, delle condizioni ambientali dei lavoratori dove si trovano.
E poi altra notizia proprio di queste ore con la giunta regionale, adesso vi leggo esattamente la notizia per non dire, il Consiglio, scusatemi, del Veneto ha approvato all'unanimità la mozione per istituire la giornata regionale sulle morti sul lavoro. È un passo avanti, io non lo vedo come solo simbolico ma come una presa di coscienza che qualcosa in più va fatto. Allora, perché diventi una presa di coscienza e non sia una passerella simbolica o un togliersi, come dire, lavarsi facilmente la coscienza, bisogna che assieme a questo ci siano ulteriori passi che riguardano appunto le ispezioni nei posti di lavoro, che riguarda appunto l'applicazione delle norme, delle regole, e a iniziare dall'applicazione dei contratti, a iniziare dall'applicazione come dire, delle regole sugli appalti, che non si vada al massimo ribasso, che non si passi al maggior sfruttamento dei lavoratori. Ecco, allora sì, questo tipo di operazione potrebbe essere un'operazione che ci aiuta a intervenire, però se diventa una commemorazione, ne abbiamo già tante, non so se serve. Può essere un'occasione per ricordare quello che c'è da fare e per in qualche modo sensibilizzare ulteriormente chi queste cose deve farle. Sì, come un po' voglio pensare alla giornata contro la violenza sulle donne, insomma sono sempre quelle occasioni, sì è vero, si ricorda le vittime dei femminicidi, ma sì anche si interviene, si parla di che cosa ancora c'è da fare. Ci devono essere passi concreti, azioni concrete, per cui segnali, per cui investimenti, per cui tutta una serie di operazioni che effettivamente vanno verso quella direzione dove come dire, si mette davanti il lavoratore, il cittadino, prima del prodotto, prima del guadagno. Allora in questo caso, se si interviene in questa modalità, se si mettono dei soldi per avere ad esempio più ispettori nei luoghi che girano per i posti di lavoro, se si utilizza come dire, le risorse per fare formazione, se nella come dire, redazione degli appalti si istituiscono delle norme che chi fa il furbo viene escluso dal capitolato di appalto, ecco, allora in questo caso sono segnali concreti che ci permettono di dire serve una giornata di ricordo, di commemorazione. Diversamente diventa come dire, un voler lavarsi la coscienza una volta all'anno, pochino. Insomma, ben chiare le parole di Mauro Visentin. Allora veniamo ai temi di questa nostra puntata. Lucia, partiamo dalla riforma della disabilità, ne abbiamo parlato spesso in questo spazio, ma cerchiamo di ricordare quelle che sono le novità più importanti introdotte. Tra l'altro, però mi corregga se sbaglio, il Veneto è tra le regioni dove è partita la sperimentazione. Sì, nella provincia di Treviso in particolare è partita per prima, ancora l'anno scorso, a fine dell'anno scorso, la provincia di Vicenza, e dal 1° marzo di quest'anno siamo partiti anche noi della provincia di Treviso. Allora diciamo che è un momento di transizione, perciò su alcune cose anche si ritorna indietro alle vecchie modalità e tutto, però fondamentalmente si va verso cosa? Si va verso un approccio differente alla domanda di invalidità civile. Ricordiamo che l'invalidità civile è una prestazione legata allo stato di salute della persona, che può essere da un minorenne fino agli ultra 67enni, e le prestazioni erogate variano in base appunto anche all'età della persona, perché abbiamo una indennità che si chiama di frequenza data ai minori, una invalidità civile nell'età lavorativa, dopodiché dai 67 anni in su, e dall'anno prossimo 67,1, che è l'età della pensione di vecchiaia, si può ottenere solo l'indennità di accompagnamento. Allora, cosa sono? Il cambiamento principale sta nel certificato medico. Il certificato medico non è più il vecchio modello C, ma è un certificato medico, si chiama introduttivo.
Questo certificato prevede una stesura molto più forse accurata e lunga del precedente, tant'è che molti medici di base in difficoltà, come già sono avendo tantissimi pazienti, non si sono certificati come medico certificatore. Pertanto molti cittadini si trovano sprovvisti di quella che è la figura principale di riferimento, ovvero chi redige il certificato medico. Il certificato medico, come dicevo, diventa un certificato medico introduttivo e nelle difficoltà che una persona può avere nel reperire il certificato abbiamo assistito all'apertura di studi uffici che fanno questi certificati con costi che spesso i cittadini non riescono ad affrontare, e sì che anche questo poi rischia di rientrare in quelle tipologie di prestazioni che se uno non ha i soldi non può neanche accedervi, no? Come sindacato noi ci siamo attivati, abbiamo fatto delle convenzioni con dei medici legali che nei nostri uffici sparsi in tutta la provincia hanno le giornate in cui redigono per il cittadino il certificato medico appunto introduttivo. Dopo del certificato medico introduttivo bisogna fare la parte amministrativa, ovvero comunicare quelli che sono i dati, coordinate bancarie, ricoveri, redditi da lavoro, in base o frequenza scolastica, in base appunto alla fascia di età che una persona ha nella domanda di invalidità civile. Quindi c'è il rischio, possiamo dire così, che qualcuno rinunci a presentare per queste difficoltà, nel senso che o appunto si mette in contatto con voi oppure nel momento in cui intorno a lui non c'è quel medico certificatore che possa diventa complicato sborsare delle cifre per andare in questa agenzia, e quindi uno rinuncia, dice troppa burocrazia, mentre questa riforma avrebbe dovuto in qualche modo velocizzare i tempi e tagliare la burocrazia. Sì. È una lettura forse un po' così, però è vero. Diciamo che al di là dei costi bisogna anche pensare che stiamo parlando con persone che hanno un disagio, certo. Non sono persone che stanno bene. Chi va in cerca di fare il certificato medico e fa la domanda di validità civile è perché non sta bene, o magari il familiare già ha il peso dell'assistenza, dell'aiuto alla persona disabile e doversi anche dar da fare per trovare dove andare a fare un certificato medico, mentre prima magari avevi il medico di base che conosce le patologie, sa chi sei, un po' conosce tutto di te, diciamo era un percorso molto più semplice. L'idea è quella appunto di rendere tutto più fruibile e veloce anche nella liquidazione della prestazione. Diciamo che l'idea è buona, poi il progettare e realizzarla magari si intoppa in qualche diciamo complicazione che in alcuni casi è anche insormontabile, vorrei dire. Ecco, la riforma nasceva anche un modo forse per contrastare i falsi finti disabili, cercando di così anche dare un valore diverso alla disabilità. Questo può essere così alla luce di queste novità, o il rischio c'è sempre? Allora, diciamo so che è una domanda un po' troppo spinta, però non è che è spinta. Allora, nasceva da qui in qualche modo, tra le ragioni della riforma c'era anche questa. C'era anche questo obiettivo. Allora, diciamo che comunque alla base c'è sempre un medico che fa un certificato medico. Sì, certo. E se un medico dichiara il falso, cioè voglio dire, o se la persona è talmente in gamba da ingannare il medico, lì non so quanto risolvi. Diciamo che forse il complicare o l'aumentare dei costi, chi è l'abitué di fare la domanda ogni 6 mesi magari rinuncia a fare la domanda ogni 6 mesi, su questo potrebbe esserci effettivamente mettiamo un così, miglioramento. Che chi è davvero, ha davvero una disabilità spende anche tempo, sforzo e fatica, chi invece non ce l'ha evita di ecco, cerchiamo di vedere il lato positivo di questo momento di transizione che certo ha le sue complicazioni. Certo, ma come sempre tutti i cambiamenti
portano poi degli aggiustamenti di modalità e tutto che si vedranno nel percorso, voglio dire. Diciamo che la sperimentazione forse serve proprio anche a questa per aggiustare sì, effettivamente il sì. tiro. Diciamo che ad esempio chi si rivolge ai nostri uffici e fa un unico giro perché trova il medico certificatore e a fianco al medico certificatore trova anche la collega che è una tecnica che si occupa della parte amministrativa e una persona va a casa che ha fatto tutto quello che doveva fare, insomma, ok? Avevamo qualcos'altro da aggiungere, Lucia, allora, su questo? Si potrebbe un po' specificare quali sono le fasce di età per l'invalidità civile, perché a volte si vedono delle situazioni che genera confusione, no? Allora, come dicevo prima, l'invalidità civile, la tipologia di prestazione è legata alla fascia di età della persona. Fino ai 18 anni noi abbiamo un'indennità di frequenza e si chiama frequenza non per niente, ma perché è legata alla frequenza scolastica del minore. Tant'è che viene erogata nei periodi in cui il minore va a scuola o nei periodi estivi se frequenta dei centri di riabilitazione che possono essere di qualsiasi natura, no? Passati i 18 anni si passa all'invalidità civile. In questo caso qua, per ottenere una prestazione economica, bisogna raggiungere un'invalidità civile del 74%. Però ricordiamoci che i limiti di reddito da non superare sono molto bassi, ok? Parliamo di cifre, posso anche essere precisa, ma davvero si sta sotto i 6.000 euro di reddito personale annuo. Con il 100% invece questo limite di reddito arriva ai 20.000 euro. Parliamo di importi che sono di circa 340 euro, sono integrabili in alcuni casi al trattamento minimo. Quello che è la cosa che è difficile comprendere è quando un cittadino ultra 67enne si ritrova con un riconoscimento di un'invalidità civile 100% grave e non si vede riconosciuta nessuna prestazione economica. Allora, dobbiamo ricordare che all'età di 67 anni chi è titolare di invalidità civile vedrà trasformata la sua pensione in assegno sociale. Pertanto da questa età qua si può dire, va bene, siccome viene trasformata in assegno sociale ai più di 67 anni, si fa direttamente la domanda di assegno sociale e non di invalidità civile. Purtroppo negli anni le due prestazioni che viaggiavano a braccetto hanno subito delle modifiche di legge, in particolare sui redditi di riferimento, perché mentre per l'invalidità civile il reddito di riferimento è il reddito personale, ok? Nell'assegno sociale una volta era il reddito personale, adesso è il reddito coniugale. Perciò diciamo che è rimasta un po' scoperta una fascia di persone che prima potevano accedere a un assegno sociale al luogo di una invalidità civile e che adesso non vi possono più accedere perché il reddito coniugale supera, si spera, il limite. Allora, pertanto, agli invalidi civili ultra 67 anni, che non già titolari di prestazione di invalidità civile, l'unica prestazione che può essere riconosciuta è l'indennità di accompagnamento. Perciò non c'è un 100% medio grave o grave. Deve essere scritto che la persona o non è in grado di deambulare autonomamente o non è in grado di svolgere quelli che sono gli atti quotidiani della vita autonomamente. Quindi, come dicevo prima, forse in termini poco consoni, c'è stata una rivalutazione del termine disabilità in questo modo? Sì. Diciamo che cioè lo si è voluto vedere nel complesso della vita della persona. L'obiettivo della riforma dell'invalidità civile è quello di vedere, di mettere l'invalido e valutare quali sono i bisogni e le esigenze dell'invalido nella sua vita quotidiana, nell'ambiente di lavoro, in famiglia, nell'uscire anche nella società, voglio dire, nel socializzare con altre persone e non più meramente
diciamo, una classificazione per percentuali. È un passaggio ambizioso, importante, che vedrà le sue difficoltà, però diciamo se non si comincia non si va mai da nessuna parte. Certo, e come detto la sperimentazione servirà proprio anche ad aggiustare Sì. il tiro su quello che non va bene, sì. e mi sembra insomma che le criticità in qualche modo al momento ci siano. Abbiamo una telefonata, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Maurizio di Cimadolmo, sto seguendo la diretta. Prego. Mi sentite? Sì, Allora, chiedo solo alla regia se riesce, chiedo scusa, se riesce ad alzarci un po' l'audio in studio, perché facciamo un po' fatica, così riusciamo, ecco qua, perfetto, prego. Sì, buongiorno, Maurizio di Cimadolmo. Io sono appartenente alle categorie protette in seguito a un intervento cardiaco eseguito nel 2015 in seguito a un batterio. Ho fatto tutta la procedura per avere l'invalidità cosiddetta civile. Oggi sono invalido al 50% in seguito all'intervento con sostituzione valvolare. Mi sono ritrovato a dover cambiare da artigiano, da elettricista, a dover cambiare completamente posto di lavoro. Sono riuscito ad avere l'iscrizione alle categorie protette, a entrare in un'azienda che oggi si occupa di un ambiente completamente diverso. Io ho fatto l'elettricista per 24 anni, prima come dipendente e poi come lavoratore autonomo. Mi ritrovo oggi a dover fare un lavoro in un ambiente che non è proprio adeguato alle categorie protette. Confermo che i controlli non ci sono. Oggi ho finito alle ore 12 in un ambiente dove la temperatura in questi giorni, conferma, è molto alta, e purtroppo a volte ci troviamo a lottare contro i mulini a vento, perché sono stato a fare il colloquio con Veneto Lavoro e mi hanno detto: tu hai già un posto di lavoro e quindi ti dovresti licenziare per dover rifare l'iscrizione alle categorie protette. Per il rinnovo della patente lo scorso anno ho dovuto andare in commissione e spiegare che io per andare al lavoro non posso andare nei nostri paesi in bicicletta o a piedi. Quindi ti ritrovi a essere abile per il posto di lavoro ma non sei abile per guidare una macchina. E oggi sono costretto a dover arrangiarmi, nonostante i sindacati, l'iscrizione a 15 euro al mese, e mi ha detto: purtroppo Maurizio non cambierà mai niente nei posti di lavoro, dovete denunciare. A volte denunciare vuol dire rimanere a casa senza un posto di lavoro. E uno come fa a mangiare a fine mese? Tutte belle queste cose che state facendo, è molto importante che ne parlate, ma andate a vedere nei posti di lavoro in che condizioni stiamo lavorando. Oggi si parla, sono tutti bravi ad andare in TV, purtroppo i nostri politici sono bravi ad andare, oggi vediamo in Electrolux un ambiente molto importante, però ci troviamo alla mercé di se stessi purtroppo nei luoghi di lavoro, e questa è una cosa che ritengo con Veneto Lavoro un po' vergognosa. Grazie Maurizio, prego Lucia e poi anche un flash con Mauro. Allora, diciamo che il signore ha perfettamente ragione, nel senso che quando noi parliamo di un'invalidità civile 50% diciamo è bassa, ma se ho un'invalidità del 50% vuol dire che il mio fisico è abile al 50% e l'altro 50% non lo è, cioè la mia capacità è del 50%. Le liste protette dovrebbero servire per inserire i lavoratori in un ambiente di lavoro consono e adeguato alle capacità psicofisiche residue della persona, tant'è che quando si fa il riconoscimento della legge 68 viene messo un verbale di molte pagine dove il medico che redige il verbale, la commissione medica, stabilisce cosa una persona può fare o non può fare, perfino se una persona può sostenere il tempo pieno o il part-time, se può sollevare pesi, non li può sollevare, se può guidare o non può guidare, cioè c'è la segnalazione per la patente, tutto in base anche ai farmaci che una persona prende. Poi quando tu lo cali nella realtà, vogliamo dire, lì è più complicato, perché come dice il Signore, io devo anche mangiare, devo anche vivere, devo anche sostentarmi, perché esistono anche altre forme di tutela quando una persona sta male, legate ai contributi versati. Difatti io prima ho detto l'invalidità civile è una prestazione civile data ai cittadini, non è una prestazione derivante dal lavoro, è uguale che una persona lavori o non lavori, cioè spetta in egual modo. Una persona che lavora
ha anche diritto a aver riconosciuta, nel caso in cui abbia problemi psicofisici, riconosciuta una pensione derivante dai contributi versati. Diciamo che di media per questo riconoscimento si deve avere una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3. E allora dico, capisco anche il signore che si trova con un 50% che è comunque una ridotta capacità lavorativa importante. Lui è una persona anche molto diciamo appetibile per le aziende, perché non è un invalido civile all'80% dove hai molti limiti. Un 50% uno dice posso spaziare, poi siamo abituati e sappiamo che le aziende magari non sempre rispettano quelli che sono i patti presi con il centro per l'impiego e non rispettano quello che è, che è dettato nel certificato medico, nelle mansioni che una persona può o non può fare. Ok. Mauro, lui diceva dovreste farvi un giro, voi conoscete bene insomma certe realtà. Io assicuro che dove siamo presenti noi il nostro lo facciamo, in tanti casi non siamo presenti, però se ci fanno, come dire, se ci segnalano delle situazioni, delle condizioni, noi proviamo ad arrivare a capire quali sono le condizioni e se le questioni sono a posto. Dopodiché io invito anche ai lavoratori, anche a quelli un po' delusi, di fare le scale del sindacato, di venire a dirci e a raccontarci le cose, perché io vi assicuro, noi i posti di lavoro li giriamo tutti dove possiamo entrare. In tanti posti non ci entriamo o comunque i lavoratori decidono che non è utile o non è opportuno. E molto spesso in quei casi i lavoratori sono trattati peggio e pertanto io vi consiglio di contattarci e di raccontarci le cose. Dopodiché capiamo anche come possiamo intervenire. Ovviamente la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, ma provare a affrontare in maniera seria le questioni, su questo noi siamo come dire, impegnati e lo facciamo in tanti posti. Dovremmo avere un'altra telefonata in linea. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, parla il marito della signora Cormellari. Prego. Ecco, mia moglie è stata operata 6 volte alla testa. È fatto di un medigioma che continua a crescerle. Sì. E ha fatto, diciamo, degli attacchi epilettici. Quegli attacchi epilettici ha avuto degli infarti ossei sulla gamba sinistra e il braccio sinistro. Sicché non riesce a camminare. Volevo sapere come comportarmi per la disabilità per avere l'assegno di accompagnamento. Allora, non lo posso stabilire io, lo deve stabilire un medico. Diciamo che una consulenza anche con un medico certificatore può anche in consulenza il medico dirle guardi sì ci sono gli estremi per la domanda o no non ci sono gli estremi per fare la domanda. Diciamo che se la signora è in difficoltà di deambulazione a qualsiasi età ha diritto anche a una indennità di accompagnamento, perché l'indennità di accompagnamento, se riconosciuta, non ha un limite di età, voglio dire, ok? Può essere riconosciuta dai minori fino ai oltre i 67 anni, insomma. Pertanto consiglio di passare negli uffici, chiedere un appuntamento con un medico certificatore. E le posso dire che il medico certificatore, se non ritiene ci siano gli estremi per portare a casa la prestazione, non redige il certificato, ok? Chiaramente sì, bisogna rivolgersi. Perlomeno nei nostri uffici funziona così. Beh, certo. Non so se abbiamo un'altra telefonata in linea. No, e allora pubblicità, tra poco. Siamo tornati in diretta, approfondimento della CGIL, abbiamo parlato di riforma della disabilità, adesso parliamo di pensioni, ai noi. Lucia, vediamo un attimo di far chiarezza e di capire insomma quali sono le novità, anche perché insomma ci sono state riviste alcuni canali per andare in pensione, sono stati messi da parte. Esatto. Allora, diciamo, innanzitutto noi dobbiamo distinguere il sistema di appartenenza della persona che deve andare in pensione.
Ovvero, se una persona ha il primo contributo versato dopo il 95, il 31-12-95, appartiene a un sistema di calcolo puramente contributivo e avrà dei requisiti richiesti per accedere alla pensione ben diversa da chi ha un contributo anche di una sola settimana o un giorno di lavoro ante 95, che appartiene al sistema misto che segue ancora le regole del vecchio retributivo. Allora, partiamo con i contributivi. I puri contributivi hanno un accesso alla pensione che spesso è legato all'importo pensione che hanno prodotto, hanno generato. Ovvero, i puri contributivi possono andare in pensione anticipata a 64 anni, se hanno almeno 20 anni di contributi portati a 25 e hanno raggiunto un importo minimo di pensione attuale di 1.613 euro. Al di sotto di questo importo non si può andare a 64 anni, bisogna aspettare. Per le donne questo importo soglia è ridotto in virtù delle maternità e dei figli che hanno avuto. Ricordiamo anche che nel sistema puramente contributivo le maternità, siccome non hanno nessun valore economico sulla pensione, vengono in qualche modo abbonate, permettendoti di avere o l'applicazione di un'aliquota superiore sul rendimento pensionistico o un anticipo di 4 mesi per ogni figlio, massimo un anno, sull'accesso alla pensione. Oltre ai 64 anni si va in pensione di vecchiaia a 67 anni, ma a differenza del sistema misto e retributivo, in pensione a 67 anni io ci posso andare se raggiungo anche qui un importo minimo pensionistico, al di sotto del quale non vado in pensione. E quale sarà il mio accesso alla pensione? Il mio accesso alla pensione ultimo è 71 anni attuali. 71 anni dove non c'è un limite di 20 anni di contributi e non c'è un limite di importo soglia, bastano 5 anni, io a 71 anni posso andare in pensione col puro contributivo. Tutte queste età, come nel sistema misto, sono agganciate all'aspettativa di vita e qui salta fuori la novità dell'ultima finanziaria. Passato il periodo Covid, il nostro requisito pensionistico, quello che tutti conoscono come a Fornero, voglio dire, no? Il requisito pensionistico è stato riagganciato all'incremento dell'aspettativa di vita. Sicché quello che si era promesso, che sarebbe stata tolta questa Fornero, che tutte le promesse che sono state fatte, oltre a non essere state mantenute, diciamo che la Fornero è ritornata a produrre i suoi prolungamenti sull'attesa della pensione. Tant'è che dal 2027 ci sarà un aumento di un mese sul requisito sia dell'età, dei 67 anni per la vecchiaia, sia del requisito amministrativo per accedere alla pensione anticipata, ovvero per le donne i 41 anni e 10 mesi diventano 41 e 11, per gli uomini i 42 anni e 10 mesi diventano 42 e 11. Dall'anno successivo c'è un ulteriore incremento di altri 2 mesi, perciò si va avanti aumentando ogni 2 anni di 2 o 3 mesi il requisito da raggiungere. Questo requisito incrementa, come dicevo, non solo sulla pensione anticipata, ma anche sulla vecchiaia. Per di più sono state eliminate tutte quelle che erano un po' io le chiamo le scappatoie, ovvero abbiamo visto la quota 100, 102, 103. Bene, tutte queste forme di accesso alla pensione sono sparite, prima sono state rese meno appetibili, ovvero ad esempio la quota 103 a un certo punto prevede da un calcolo misto, prevedeva un calcolo puramente contributivo, che è svantaggioso nella maggior parte dei casi, dopodiché è stata eliminata. È stata eliminata anche la nostra opzione donna, che voglio dire per alcuni versi, essendo una prestazione con un calcolo puramente contributivo, si pagava da sola perché mi veniva restituito il mio montante contributivo versato alla data di accesso alla pensione, ma è stata prima resa quasi impraticabile vincolandola a uno stato di invalidità, all'essere caregiver o a essere licenziati da aziende in crisi, definitivamente eliminata da quest'anno, voglio dire. Perciò le uniche possibilità che noi abbiamo sono quelle della pensione di vecchiaia, come dicevo prima, 67 anni incrementati dall'aspettativa di vita, e i 41 e 10 mesi o 42 e 10 mesi. L'unica alternativa ancora per quest'anno è rimasta l'APE sociale. L'APE sociale è un anticipo pensionistico
Diciamo che è una via di mezzo tra una disoccupazione e mobilità e una pensione, perché è erogata per soli 12 mesi. Viene erogata la prestazione che ho maturato, ma ha un importo massimo erogabile mensilmente, e ti accompagnerebbe dall'accesso, che deve essere non inferiore ai 63 anni e 5 mesi, fino all'età della vecchiaia. Abbiamo una chiamata in linea. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, prego. Niente, non so, allora io sono un pensionato, ho 76 anni e sono invalido riconosciuto dall'INPS al 100% grave. Okay. Allora, volevo dire, a suo tempo ho fatto la domanda per vedere se potevo prendere qualche soldino praticamente di questa invalidità, no? Visto che la pensione che ho non è che sia un granché. Allora ho dovuto, per saperne di più, ho dovuto andare a fare la visita a Treviso alla Madonnina, di fronte a 4 dottoresse, ho visto lì che mi guardavano, no? E niente, praticamente per loro ho fatto la visita e tutto, per loro ero a postissimo, parlavo bene, mi comportavo tutto ok praticamente. Fatto sta che poi dopo un po' di tempo mi arriva a casa la lettera che loro mi riconoscono, sì, appunto sta in invalidità al 100%, è grave, e mi possono dare solo il parcheggio praticamente gratuito, e poi mi pare la legge 104 che se ho figli ho diritto a 3 giorni il mese, una roba del genere. Allora capita che devo rinnovare la patente. Non le dico cosa mi succede da diversi anni ormai. Per rinnovare la patente mi ci vogliono mediamente dai 400 ai 500 euro. E ultimamente, quest'anno poi, l'avevo tenuta ferma per 2 anni, gli ultimi 2 anni l'avevo tenuta ferma, perché appunto costava questa cifra qui. E poi me la rinnovavano la patente quando dovevo rinnovarla per 6 mesi. E allora ho detto non vale la pena, visto che ho la moglie che guida e ha la sua macchinina, vale la pena che la tengo ferma un pochettino finché posso, vado via con la moglie. Fatto sta che quest'anno mi serve la patente anche. Allora ho fatto tutti gli incartamenti necessari, visita cardiologica, visita oculistica e tutto qua e là, e spendo un 300 euro per visite varie, bollettini, compagnia bella. Vado in commissione alla Madonnina di fronte e trovo 2 medici che cominciano a contestarmi un po' la visita cardiologica perché aveva più di 3 mesi. Poi mi fanno dire se ero stato operato, siccome sono stato operato anche alla carotide, dalla parte destra. Insomma, mi tirano fuori un sacco di cose e praticamente devo rifare 3 esami e io dico, ma come devo rifare? Sì, di conseguenza questi 3 esami vuole dire, oltre ai 300 euro che avevo speso, altri 300 euro che avevo... no, allora a quel punto sono andato un pochettino in escandescenza con questi medici qua. E niente, a un certo punto non sapevo più cosa fare, ho tirato fuori la carta dell'INPS, quando io ho fatto la carta che mi ha mandato l'INPS, quando avevo fatto la domanda per vedere se prendevo qualche soldino e loro mi avevano scritto che era tutto bene, che ero tutto a posto, non c'era problemi, allora mostro ai medici queste robe qui. Ma come mai, dico, per voi non va bene questo, non va bene quello, non va bene niente, e per l'INPS qua va bene tutto? Allora, come la mettiamo? Allora questi signori, sapete cosa mi hanno risposto? Noi non ci prendiamo responsabilità. No, ci sono rimasto molto male purtroppo. Non è così che si fa. Quando una volta bastavano 20.000 lire per rinnovare la patente e poi 40 successivamente. Adesso ci vogliono 500-600 euro per rinnovare una patente. Ma stiamo scherzando? Questo è un assurdo. Non si può, perché... per uno che piglia 1.000 euro al mese di pensione, scusi, e va via metà pensione per un rinnovo della patente, sono cose d'altro mondo queste. La ringrazio, dobbiamo chiudere perché altrimenti
abbiamo ancora pochi minuti, intanto grazie, mi permetto di dire che immagino anche la parte dei medici, cerco di fare l'avvocato del diavolo, sì, che in qualche modo dare la responsabilità, hanno una responsabilità, certo, concedere una patente è chiaramente una responsabilità, poi chiaramente insomma è immaginabile il peso economico di questo signore come di tanti altri per però il rinnovo. potrei dire qualcosa, cioè il 100% grave è un po' una presa in giro per il cittadino, perché secondo noi sono sempre verbali da rivedere. In che senso? Nel senso che il 100% grave vuol dire che sei quasi da accompagnatoria e loro ti dicono rifai la domanda e uno magari aspetta 6 mesi. Io posso solo dire al signore, non so di quando era il verbale, volevo chiederlo, ma che le persone hanno 180 giorni, ovvero 6 mesi di tempo per fare ricorso contro quel verbale lì. Noi con il nostro legale, medico legale e con il nostro legale, avvocato, facciamo i ricorsi e posso dire che i ricorsi vengono vinti con percentuali, posso garantire, sopra il 90%. Per carità, per tutela del cittadino non facciamo niente che sia azzardato fare, ma diciamo che queste invalidità civile gravi 100% spesso e volentieri sono delle accompagnatorie a risparmio. Perché se uno aspetta 6 mesi a fare la domanda, altri 6 mesi, è tutto risparmio, sono tutti soldi che non vengono erogati. Perciò, allora, se il suo verbale è tutto sommato recente, io le consiglio di rivolgersi a un ufficio, anche il patronato della CGIL che trovo presenti in molte sedi in tutta la provincia, e cercare di parlare con il nostro medico legale e il legale per vedere l'eventuale ricorso. Se ha più di 180 giorni l'unica strada a questo punto è una nuova domanda. Però, ripeto, il 100% grave è un'accompagnatoria mancata. Sì. Aveva qualcosa da aggiungere Lucia in merito a pensioni, previdenza, c'è qualcos'altro? Stavo dicendo appunto che c'era questo accesso con l'unico accesso possibile è l'APE sociale. Sì. Diciamo che questi adeguamenti prendono una spinta importante perché non è che si fermano ma arrivano anche a incrementi nel giro di 4-5 anni di 8-9 mesi. Dicevo poco fa che l'unica possibilità ancora per il 2026 è l'accesso con l'APE sociale a 63 anni e 5 mesi, ma anche in questi casi non è che chiunque ha 63 anni e 5 mesi chiede l'APE sociale. Bisogna avere un requisito amministrativo e anche un requisito invalido civile, assistenza a persona invalida, lavori usuranti, lavori gravosi. E essere disoccupati. Ok. Possiamo aggiungere che rispetto a questi accessi alla pensione c'è tutta la partita dei lavoratori precoci e anche qui spesso c'è confusione. Non è che io se faccio un lavoro gravoso posso andare in pensione con 41 anni, oltre a fare un lavoro gravoso, devo anche essere precoce, cioè le due cose vanno a braccetto. Non posso accedere con un requisito ridotto rispetto ai 42,10 o 41,10 con i 41 anni. Non posso accedervi se solo faccio un lavoro gravoso o se solo sono un precoce, ovvero una persona che ha al compimento di 19 anni di età almeno un anno di lavoro. Ma le due cose devono coesistere, ovvero devo avere un anno di contributi prima dei 19 anni di età e poi devo far parte o delle categorie dei lavori usuranti o delle categorie dei lavori gravosi. Mauro Visentin, farei solo un passaggio velocissimo perché poi dobbiamo chiudere, ma prima c'è da parlare anche della campagna della raccolta firme. Di fronte a quest'età pensare a delle persone che sono ancora al lavoro fa specie. Se uno fa un lavoro, insomma, tutto sommato, tranquillo, per quanto possa essere tranquillo un qualsiasi lavoro, però pensiamo in ufficio magari è più compatibile che non una persona che fa un lavoro fuori. È quello che sosteniamo da tempo, nel senso che non si può fare un taglio lineare prendendo tutti quanti dentro lo stesso mazzo, perché ci sono lavori e lavori, ci sono lavori che consumano le persone e lavori che
le preservano un po' di più le persone. Ci sono lavori dove anche se sei magari in un posto tranquillo, però non sei più in grado di fare lo stesso lavoro, di dare lo stesso servizio come una persona con meno anni. Penso a un insegnante dell'asilo piuttosto che a un operatore della sanità. Per cui ci sono situazioni che devono essere valutate caso per caso. Invece ancora una volta non si è voluto mettere mano sulla riforma delle pensioni, si è voluto peggiorare la Fornero. Adesso io non la chiamo neanche più la Fornero, la chiamo la Meloni, perché la colpa di chi ha peggiorato queste condizioni è il governo attuale, non è il governo di 15 anni fa. E per cui anche qua come dire, ci sono state occasioni e ci devono essere occasioni di entrare nel merito e di mettere come dire, le mani sui temi reali, perché c'è chi lavora magari e si diverte e non ha come dire, situazioni di difficoltà e va a lavorare e può lavorare anche qualche anno in più. Ma c'è anche chi purtroppo non ce la fa più ed è giusto dargli una mano. Quel signore che ha chiamato prima è con una disabilità, con una situazione, un ambiente di lavoro, come dire, pesante, è ovvio che prima riesce ad andare in pensione, riesce anche a godersi, perché il rischio è di passare dall'ambiente di lavoro alla RSA direttamente. Prima di chiudere, Mauro Visentin, ricordiamo questa campagna di raccolta firme su salute e appalti. Sì, noi siamo impegnati nella raccolta di firme, che è una conseguenza del nostro impegno con i referendum sul lavoro di 2 anni fa. La raccolta di firme riguarda una proposta di legge sulla salute, ripristinando il servizio sanitario pubblico a disposizione di tutti in maniera universale, e anche qua la richiesta è quella di mettere risorse sia per come dire, le strutture ma anche per il personale, per preparare come dire, le persone a lavorare, per cui stipendi adeguati, perché io svelo un segreto che forse nessuno sa. Non è vero che mancano medici e che mancano infermieri, sono tutti nelle strutture private perché vengono pagati di più. Allora bisognerebbe che al posto di far pagare il servizio sanitario ai cittadini perché non trovano posto nelle liste, perché ci sono le liste d'attesa, perché ci sono situazioni di carenza del servizio sanitario pubblico, bisognerebbe le risorse metterle là e non metterle da qualche altra parte. Come dire, l'altra proposta di legge è quella sugli appalti. Anche qua noi vogliamo ripristinare delle condizioni che sono state modificate nel tempo e riportare, come dire, il concetto che chi fa un lavoro dentro quel luogo di lavoro deve avere lo stesso contratto e deve avere la stessa retribuzione. Non può essere che gli appalti si utilizzano per pagare meno lavoratori dentro lo stesso posto di lavoro, perché in quel caso si penalizzano non soltanto i diritti dei lavoratori, ma molto spesso si penalizza anche gli interventi sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro. Per questo noi siamo impegnati e vi invito a firmare, a farlo nei nostri banchetti o anche entrando nel sito. Se mostriamo un attimo dal sito della CGIL, vediamo proprio lo spazio, eccolo qua con firma online. Nel sito della CGIL è possibile anche attraverso lo SPID o la carta d'identità elettronica, che ricordo va fatta per tutti entro agosto di quest'anno, è possibile firmare online. Grazie davvero a Mauro Visentin, segretario generale CGIL Treviso. Un altro passaggio? Segretario della Filea certo, scusami, segretario, sono rimasta ancora. Chiedo scusa a Sara Pasqualin per questo refuso. Un saluto a Sara. Mauro Visentin, CGIL Treviso, grazie a Lucia Celienca a Treviso, salve. Grazie a Francesca Pezzo, Alberto Pivetta e Marco Gagliazzo in regia. Io ringrazio voi per averci seguito, vi lascio al film Un divano a Tunisi. Buon pomeriggio a tutti.